Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Perturbazione atlantica, condizioni di maltempo sul nostro paese, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto un fronte perturbato impatta contro la nostra regione. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà infatti molto instabile, con piogge e temporali piuttosto diffusi, localmente anche forti. Fenomeni in attenuazione comunque entro la nottata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 19 e 25 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà compromesso, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Andrà via via migliorando durante le ore notturne. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 21 e 23 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la perturbazione non risparmierà nemmeno la nostra regione, dove avremo temporali diffusi per tutta la giornata e localmente anche forti, ma anche in questo caso migliorerà entro le ore notturne. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.